No, I'm not a writer. E buongiorno l'Italia, dove abitiamo oggi? A Ca, in centro a Jesolo. Il CP dai 1000 VC. E questo è il giardino di CP, cioè, non so, ma che roba, i giardini del lusso. Ecco, anche il presepe c'ha il CP. Sti CP vagabondi qua. Dai, andiamo. Precisamente siamo Piazza Drago, no? Questo è il bello di abitare in riva al mare praticamente, cioè hai tipo 200 metri, no? E c'è il mare. Ah, CP te présente le mer. Il CP interessa solo vedere se ci sono gatti, non gli interessa le mer. Allora, adesso per fare un giro in riva alle mer, volevo trovare c'è tipo una passerella in modo da non sommerdarci di sabbia ogni volta. Vediamo, dai, di qua. Bene, anche qua siamo stati fortunati perché i pastori tedeschi non li vogliono da nessuna parte, taceva che c'ho il CP. E qua si raccoglie checca dei CP, vedi, non tutti i CP hanno la fortuna di cagare al mer. La fine stagione, praticamente io CP e basta. Sì, non che dia fastidio a altra gente, però è rilassante, no? Non devi stare attento che sta qua gli va là, perché se dopo sta qua fa feste a tutti, no? Salta addosso a tutti. E quindi la lasci libera, tranquilla, per più col suo collarino dei lavori in corso là che lampeggia, così ce l'hai sempre sott'occhio, no? Cioè stai proprio tranquillo. Questa settimana abito a Ca, praticamente in quel posto dove tu sei lì che corri con la tua morosa e uno da giù le fotografa il culo, no? Vedi, questi sono tutti, diciamo, i campeggi stanziali, no? Dove uno invece del camper si mette in una stanza, sostanzialmente è quello. Vabbè, passerelle non ce ne sono, noi andiamo qua, casomai ci smerdiamo un po' le peppe, dai. Turno, aiuto, che arriva, sto si riprende le ginocchia, sono fottuto. Aiuto. Una corrida. Sì, è un peccato che non vedi perché 10 dicembre si fa frescolino, ma siamo intabarati bene, e è pieno di stelle che ovviamente neanche sta macchinetta le fa vedere, perché sì, come tempi siamo a 1,50, stiamo registrando 25 fotogrammi al secondo e l'esposizione l'ho messa bassa a 2,8 per avere un po' più di luce. Quel puntino verde luminoso è CP che mi chiama a giocare di continuo. Adesso qua siamo nel pontile ma non si vede, buio pesto, non lo vedo neanche io. CP, che famo? Che c'è la bassa marea, la bassissima marea, fa vedere? Cos'è sta roba? Tanto non vedi, spengo, c'è tipo una schiuma. Che le facciamo lo scherzo. Vediamo se gira. No, non gira. Sì. Volevo farti boom, mi hai fregato la presa larga. Un'altra grande libertà ce l'hai da solo, no? Con il discorso pranzo e cena, perché pranzi quando vuoi e ceni quando vuoi, ed è una cosa strafiga, cazzo. Sì, sta attento, altrimenti ti prendono la targa della bici, CP, è entrata libera, ma devo tenerti in braccio. Guarda! CP, eccola. Pronti qua, mangia le tue papine. Sì, avere un cane sostanzialmente è quasi come non essere vegetariani, nel senso che comunque un danno, un impatto ambientale lo causi lo stesso. Può cambiare, vabbè, tu dici se il cane è adottato, cioè comunque il cane già esisteva, però diciamo comunque bene o male in questo modo alimenti, come si dice, l'usanza di avere il cane come animale da compagnia. Nel mio caso, il CP c'era già, il CP è stato adottato come sono stati adottati tutti i miei cani. E avevo il cinghialotto che adesso è in adozione lì felice in mezzo ai cavalli, per carità, e tutto quanto. Se fossi rimasto in una casa normale, certo il prossimo animale sarebbe stato senz'altro un cinghiale o una capretta, perché alla fine, come ti ho già accennato, del cane esistono tantissime razze, ogni razza ha il suo carattere. Ti assicuro che le caprette, le pecore, ma soprattutto il maiale o il cinghiale,
che altro non è che l'antenato del maiale, non ha assolutamente nulla di che invidiare. Può magari peccare in agilità o in resistenza in certe situazioni, però insomma anche con la mia ci facevamo di quelle camminate, quelle corsette di chilometri per la spiaggia tranquillamente, insomma. Quindi certo non puoi farle fare, non so, il salto in alto, il prendere la pallina, cioè la pallina magari anche incuriosita la insegue, però dopo dice ma non te la riporto, a meno che non mi dai magari un croccantino, allora là sì, puoi insegnargli a fare tutte le cosette. Beh, la mia mi ricorderò sempre, aveva un giorno volevo anche pubblicare qualche video di quelli vecchi, perché io facevo i microspezzoni per i cavoli miei, no? E lei aveva il seduto, vabbè, il zampa, quelle cose basi, però dopo avevo iniziato ad andare anche un po' oltre. Cioè la chiamavo tipo in cucina e le dicevo Cranti vai nella cuccia rossa, che era da tutt'altra parte, e allora lei andava di là e delle cucce si sceglieva quella rossa e si scendeva dentro, no? E allora là gli davi il biscottino, era uno spettacolo quel suino. Sicuramente poi nei commenti mi chiederai perché non ce l'hai più. Allora, sostanzialmente stringi. Io sono andato a vivere in camper, il maialino era sempre lì da solo, e, sì, sporcava e tutto quanto, aveva bisogno un po' dei suoi spazi, un po' di compagnia. Assieme ai cani era diventato il terrore dei cani, perché quella li buttava per aria, li cosava, poi i cani probabilmente erano anche allergici, non lo so, al maiale. Fatto sta che la Amy era in carne viva, e la antibiotici, visite, tutto quanto. Dopo, quando l'ho staccata diciamo dal maialino, lì si è ripresa subito, no? Maiale, animale di per sé molto pulito, però ciò non cambia che fa tante caccone, piscia in una maniera incredibile. Cioè è vero che vabbè gli davo a mangiare solo frutta e verdura, no? Che me le regalavano in un ingrosso di frutta, però comunque piscia in una maniera estrema, cioè fa litri, stralitri di pipì al giorno, una roba incredibile. E quindi insomma in un giardinetto puoi immaginare. Vedi CP, così sì, no, non leccarmi che hai mangiato le schifezze, hai mangiato i cadaveri, cazzo, dopo mi lecca il mio orecchio. E sempre per il discorso, no, che ogni tanto faccio sull'osservare le proprie azioni, le proprie abitudini, che altro non sono che conseguenza dei giochi della mente umana, no? E tra questi giochi che io sto osservando giorno dopo giorno c'è il fatto proprio di questo vivere in camper, che per me è diventata una cosa sì normalissima, però inizio anche a pensare un po' strano degli altri, cioè della serie, ma perché l'altra gente non lo fa? Magari con camper più grandi o coi pulmini, coi bus, eccetera, eccetera, capisci? Perché all'inizio ti sembra una cosa molto stravagante, strana, che ci vuole coraggio, eccetera. All'inizio. Ma poi, ragazzi, è veramente una roba, io te lo ripeto di continuo, è una roba normalissima, no? E quindi un po' anche come quando smetti di fumare e dici ma come fanno gli altri a fumare, cioè sono dei pazzi, o come quando diventi vegetariano dici ma come fanno quelli là a uccidere gli animali, e c'è tante altre cose. E questo vivere in camper io veramente lo vedo sì come appunto normale, ma anche come una strafigata e una cosa ultra conveniente sotto tanti aspetti, che è principalmente l'aspetto economico e l'aspetto ludico, chiamiamolo, no? Cioè il fatto di cambiare sempre posto, cioè tipo io adesso sto, dipendentemente da dove lavori, insomma, sto vivendo una settimana qua in centro a Jesolo, quindi insomma posso dire abito qua in piazza, in centro, dove ci sono qua gli hotel dei sgrandazzoni, dei whip, no? E capisci? E quindi no, stai a pensare, ma perché gli altri non lo fanno? Cioè, capisci? No, non è un invitarti a fare il full timer, per carità, che dopo ti mettiamo i rubinetti dell'acqua, mi serve? E anche a CP va di lusso, sì, perché alla fine, sì, ti va di lusso, perché alla fine, no, quando avevo la casa col giardino, sai, bene o male, cioè, il giardino, dici, il cane può correre qua e là, magari con altri animali, lo portavi via se andava bene una volta alla settimana. Questo discorso qua, tra che deve fare la pipì, i suoi bisogni, o comunque il giretto, la sgambata, la corsa, eccetera, tu hai ogni giorno tante motivazioni per uscire e poi vieni ripagato, perché all'inizio dici magari non ho voglia, eccetera. Tipo io questa sera, cosa brutta da dirsi, ma è la verità, questa sera sarei rimasto dentro qua in camper
montare due video, cazzeggiare col computer, a mangiare lentamente, cioè a farmi una cena proprio soft, con tutti i miei tempi, con tutta la mia calma, che anche quella è una bella cosa, per carità. E invece sono andato col CP in spiaggia, siamo andati in riva al mare, abbiamo fatto la passeggiata da soli, siamo andati in centro, quindi è bello, cioè la giornata prende il suo significato, esci dalla monotonia, hai un qualcosa di nuovo, hai tante informazioni che ti entrano, informazioni visive, no? Cioè poi ricordi, no? Che con gli anni dirai, quante volte sei andati via te in spiaggia, quella volta qua, quella volta là, capisci? Mentre con stare a casa, cioè la monotonia fa sì che i giorni diventino tutti uguali e fin qua dici grazie al cazzo, però cosa significa che i giorni sono tutti uguali? Che è come fossero un tutt'uno, cioè tu vivi tipo 10 giorni e come ne avessi vissuto uno. Cioè pensaci a sta roba, eh? Sì, no, me l'aveva detta Amy di fare sto discorso, perché sostanzialmente il suo messaggio era portate fuori i CP. Vero amore? Ho detto bene. Prossimo step, modifica delle tende, se non l'ho già detto, praticamente vedi che non toccano bene sotto, le misure erano state prese giuste, cosa succede? Il velcro là sopra è attaccato troppo in dentro, così si tira in dentro la tenda, gli ruba centimetri, non si può togliere perché là gli ho messo bostic, gli ho messo chiodi e tutto, ne metto un'altra riga di velcro più in qua, così abbassiamo. Però un'altra cosa molto intelligente secondo me da fare è mettere 2 o 3 bottoni, uno alla fine, uno più o meno qui e un altro qui, in modo da tenere anche le tende belle dritte e unite, che non passi aria, no? Perché magari dietro c'hai la borsa, fa un po' di panza, hai capito, quelle cose lì. E dopo in futuro volevo anche rifare sta porta qua che mi fa molto schifo. Allora avevo pensato al posto del rosso mettere il marrone, che da fuori è bellissimo vedere la porta che si apre bicolore, no? Perché richiama la linea del camper, ma da dentro è proprio un pugno in un occhio, cioè non c'entra assolutamente niente col resto dell'arredamento, no? Che è tutto in legnetto così, no? E poi più o meno sotto dove c'è home, questo l'ho visto mi pare su Instagram, quando mi faccio male e cerco gli sculi, no? Che sono gli autobus americani fatti camper e tra tutte le modifiche che ho visto che hanno fatto gli altri americani c'era qua, praticamente qua, una specie di piccolo portaoggetti dove mettevano tutti i vasini con le piantine, magari delle derine che cadono, e secondo me avrebbe molto carino, anzi farlo a livello con questa roba qui, esatto, qui così, dopo qua va su e metto le piantine, cadono giù, così la scritta home l'accorcio e va più su, no? E viene una figata. E poi sotto un marrone, tipo un marrone più o meno di quelli delle tende, no? Trovarlo sarà difficile, casomai prenderò la bomboletta, perché dove vado a rifornirmi io di colori ti vendono tipo 1 chilo di roba, cioè meno di 1 chilo di colore non ti vendono, e quindi sì, non ha senso. Guarda come ama il camper il mio cane, lo lecca. Cosa fai? Mi lecchi il camper, cane? Non so. Che tipa, se ne inventa ogni volta una. È che da 10 anni che ho questo cane e ogni volta se ne inventa una da morire da ridere. Ogni tanto te la ritrovi che dorme con la pancia per aria che sembra morta di quei tiri che fa.